Signore, è vero, che cazzo sono andato a camminare? Siccome tutti su internet ti fa l'experience, no? L'experience chi va a cagare, l'experience chi va coi sci, l'experience chi va in bicicletta, eccetera, eccetera. E ora ieri, non so perché, ho detto, visto che bisogna andare a mangiare la pizza sabato sera, perché non facciamo la pizza experience? Purtroppo la pizza experience comprende anche la pizza a colazione, mi non sono abituato. È vero che bisognerebbe fare la colazione salata, non va bene la colazione dolce, però da prima mattina tisana e pizza. Togliamo la tisana depurante. Ho capito. Alessia che prepara un vassoio di pizze perché se ci avevamo stasera dal cuore anima qui è gigante. Vabbè, poi io credo che non è che uno deve sfondarsela tutta, cioè se ne mangia giusto un pezzettino per far felice il pampino e basta. No, te la mangi. Tu te la mangi? Mondo obeso. Noi facciamo con 1,50, 2. Ah no, aspetta, ho messo il grill che è 1,50, anche 3,5. Wow, sto provando la bici di Alessia, ho trovato una ultra mega occasione, io ho detto Ale corri, prendiamola subito, è una Olympia tutta in carbonio, cambio SRAM e forcelle RockShox. Io le ho preso il manubrio in carbonio perché l'altro era bruttino, abbiamo cambiato le manupoline e sembra che vada da sola, una figata. È il discorso che dicevo sempre, no? Che una buona bicicletta in pianura, sottolineo in pianura, ti fa fare la stessa identica fatica di un e-bike. L'e-bike la prezzi sul fuoristrada, quello pesante, o in salita. Compleanno di Alessia è un po' incacchiata perché me ne sono dimenticato, che mi ha fatto velatamente capire che è un po' contraddetta da questa mia dimenticanza. Ma come potete voi, signore della corte, giudicare un uomo per la propria memoria? No dai, raga, passata, l'ho messa in parte al fogliaggio, che piace il fogliaggio, guida, zappa, tipo i chicchi e dice sposi, no? Zappa, e ora è tutta, oh, che bello, che bello. Sì. Se ti piace l'avventura, sempre con la pippa dura, tu cavalca a attendere, para papà, para te. E tanti auguri a te! Tira fuori la gattura! Buon compleanno! Buon compleanno! Non era oggi! Cioè, mi hai dato la carne tutta prima! Da quando? No, perché? È ad aprile! Ah! Vabbè, che ne so io le date della... Dovresti sapere di fidanzata! Ma no, Gioia, è da un mese che vanno avanti con sta roba del compleanno, quindi ad aprile, adesso siamo a novembre, ok, ho preso carne per niente, ok. Che giornata da cartone animato, mi sono quasi pentito, e lì giustamente Alessia prima mi ha detto ma casi e godete, di non essere andato con loro a fare l'Alpe Adria, perché cazzo c'è un clima, non dico primaverile, però guarda che giornata, il sole che scioccava dappertutto, siamo a novembre, vabbè. Comunque la rifaremo, io ormai l'ho già fatta 2 o 3 volte, è tra le cose da fare l'Alpe Adria, andiamo su in trenino e dopo ce la facciamo tutti insieme, forse la farò rivolgere. Guarda, Fiat Uno ultra abbandonata, è rimasta la carrozzeria, hai visto? La vedi? La vedi avanti, cioè era in parte alla casa, la casa è robosa, attento. È che ormai ah sì, abbiamo imbastito un discorso, attento. Non è tanto d'accordo su questo punto. Questi sono i famosi bottoni falsi, tu puoi stare un'ora a schiacciarli e non viene verde, li ha messi come passatempo, come illusione, insomma, ecco, per chi aspetta di attraversare. Questa è l'immancabile tappa alla scuola del musicisti del Friuli. Attenzione, ci sono le visite guidate, però devi prenotartele. Noi
ci accontentiamo, diciamo, di vedere le sculture, i mosaici che ci sono fuori e sbirciare dalle finestre, perché vedi i laboratori. Su per settimana trovi anche i ragazzi che lavorano. Ora lei si è Giacomino Tenere, e tu? E sei vestito da terrorista? Perché la ditta sa che insomma mi fermo a fare 3 rapine? Si chiama ottimizzazione dell'incidenza sul trasporto. Ho deciso, se mai un giorno dovessi avere, in teoria no, però non si sa mai, se mai ci passi avanti un muso, che sarebbe l'asino, o diciamo musulmano. È andato tutto bene, il CP non ha né caccato né pisciato, brava CP. L'abbiamo messa in bagno per sicurezza, abbiamo tolto tutti i tappetini, abbiamo messo degli asciugamani. È andata benissimo, bene. E per quanto riguarda la pizza experience, sono già in stomaco, adesso non ho tutta sta voglia di cenare qua pizza, però fra un po' ce la ordiniamo. Io sono stato abituato, prima di dire che certe cose sono cagate, di provarle, cioè io provo tutte le cagate e dopo dico se per me sono cagate oppure no. Aspetta, sì, non ti faccio vedere la situation perché siamo un po' in disabitué, insomma siamo in mutande. Allora, volevo farti vedere come funziona la storia, come funzionano i camper quando tu attacchi un phone sotto inverter. Allora, noi stiamo utilizzando un phone per la prima volta, perché non ho mai usato un phone in vita mia. Ecco, adesso ha spento, però tu hai visto, un phone da 1200 watt, ecco, vedi che adesso l'ho riacceso come andiamo su, e consuma, fermo, aspetta Giacomo. Ah, noi stiamo già consumando un meno 10 di varie robe, quindi consuma un 80 ampere ora, ok? Noi abbiamo un inverter da 1500 watt, potrebbe essere un consumo un po' particolare, importante, che potrebbe danneggiare la batteria nel caso in cui si abbia una batteria da 50 o da 100 ampere, ma nel caso in cui uno ha 200, 300, 400 ampere, i 100 ampere ora o 90, vabbè, ho rotondato, di assorbimento non sono un danno, non sono un problema. E 90 ampere ora cosa significa? Il solito discorso, lo dice la parola, 90 ampere ora. Se tu vai avanti un'ora a fare andare quel phone, fai fuori una batteria da 90 ampere. Arrotondiamo da 100 ampere. Aspetta che ti tiro le somme, questa cosa più che altro serve anche a noi per il viaggio in Sud Italia che dovremmo fare, cioè vorremmo. E ho volutamente staccato la colonnina per fare sta prova qua. Cosa succede? Allora Giacomo ha i capelli lunghi, medio lunghi, a caschetto, da collo, no, diciamo, e si è asciugato completamente i capelli. Alessia ha controllato e eravamo carichi al 100% quando abbiamo staccato la batteria, era 400 ampere, quindi Giacomo vieni qua, 400 meno 387 quanto fa? Squatte voi, tendo. Allora, aspetta, quant'è? 400 meno 387. 100, 100 meno 80. Così si surriscalda il cervello e riscalda anche l'ambiente. È tipo 2 pasto, no? Tu capisci? Un secondo sistema. Attento. 113. Come 113? Non hai ciulato? 13! Che 113? 13 ampere. 13 ampere per asciugare i capelli, quindi sì. Ma scusa, se tu mi hai detto 400 meno 380. 387. Vabbè. No. Da 387 andare a 400? Vabbè, insomma, 100. possono sembrare cifre mostruose, aspetta che ho uno che me chiama, però appunto per poco tempo. Ecco, sì, basta, addio, basta pizza experience. Ugat! Oh, pausa caffè. Sì, mi par ben, ma sì, dai. Oh, e dove abito oggi? Da tanto non facevo più. Tac, no, non abito, è il ristorante, siamo nel parco di Villa Varda. Ah, c'è anche il carico e scarico, se ti può interessare, che sei di passaggio. Dovremmo essere a Brugnera, in provincia di Pordenone. Non ti faccio il video poi di Villa Varda perché l'hai già visto, è una villa molto bella, antica, con un parco enormissimo, bellissimo da vedere, basta, è un'ottima, veramente un'eccellente sosta questa. Aspetta, facciamo vedere i miei amici, buca delle maialone, vedi? Come in Germania, guarda, che posseate, guarda. Volevi andare dentro? E anche quelli a casa volevano andare dentro, però non so se le mogli concordano sul fatto di andare dentro.
Sì, Differenziata. esatto, una cosa che ti invitiamo da anni a osservare, dentro la Quale? differenziata c'è il sacco unico. Fai la raccolta differenziata, Esatto, la carta esatto. con la carta, la plastica con la plastica, Esatto. carta e plastica assieme. Esatto, parlando tanto del sud, del centro Italia, ma anche noi insomma abbiamo le nostre furbate, ce ne sono tantissimi. Pensa che questo è un villone enorme, con un parco enormissimo, ed ora ti porto a rivedere il mausoleo. Areola, non serve necessariamente che andiamo davanti per questo discorso, il quale ti ricorda chi se ne ciava. Ah, il chi se ne ciava è una frase bellissima. Il chi se ne ciava inteso come il cosa spendi tutta la tua vita ad accumulare ricchezze, che tanto ora dopo ti sarà là dentro e non è che dopo ti là dentro te guardi e te contempli e to ricchezze, no, si spegne il cervello, non arrivano più impulsi e quindi non si creano più pensieri, hai capito? Quindi perché sprecare la vita ad accumulare ricchezze? Agenzia delle entrate, non basta tu dici che gli mettava il conto, anche per posta. Cioè, c'è gente che non ha un'entrata fissa, indipendentemente dal fatto che il lavoro possa andare bene o male, ma che lavora di piccoli interventi che non sono garantiti, questo è il CP che beve, che non sono garantiti tutti i giorni, e si trova così a pagare ogni volta migliaia e migliaia di euro e centinaia di euro. Questo qua, cazzo, controllo, tassazione separata, anno 2019, siamo entro il 2025. Parole incomprensibili, calcoli incomprensibili, in più i 70 euro di multa perché dicono che mi avevano consegnato sta roba e non avevo risposto. Io mai ho ricevuto sta roba. Cioè, veramente ragazzi mi ha abbastanza sconvolto questa cosa. Non è per le 300 euro che sono niente in confronto alle migliaia di euro che pago, però anche queste 300 euro mi hanno veramente buttato giù, veramente depresso. Io domani mattina non ho minimamente la voglia di lavorare, non ho la motivazione di lavorare, non ho la minima motivazione. Cioè, per cosa? Per arrancare, per sopravvivere, per pagare a quei 4 figli di puttana che si fanno in cracca e troie i soldi che io guadagno. Cioè, non ho parole, ecco sì, la cosa più corretta da dire è non ho parole, come quando muore un parente o un tuo amico, cosa vuoi dirgli? Non hai parole, è la verità, è la cosa più giusta da dire, non ho parole, sono senza parole, non ho nulla da dire, e io qua sono sconvolto, senza parole. Lo capisco, tutti quelli che vedi nelle Iene, che fanno le truffe, che le cose in nero, eccetera, che ragione, che tocca, cioè mi viene da dire, no bravo, ma probabilmente è la cosa giusta da fare, cioè vivere di truffe e di robe, perché a essere in regola, queste sono tasse che io devo ancora pagare di quando ero dipendente, sai che cazzo vieni a chiedermela dopo 6 anni, vabbè avanti. E non so, è una punizione, cioè uno che lavora riceve punizioni, hai capito? Mentre uno che ruba non riceve niente, e se anche te becca poesia, questo te fa multa, cioè devi pagare, hai capito? Se tu vai a rubare e ti beccano, ti danno la multa che paghi, no? Dio caro. Guarda, non tacco neanche all'allarme, guarda, metto a busta qua delle agenzie delle entrate, che se entri i ladri ya vede chissà che mi ha 20 euro, e i fassoetti per pianza, che non si può neanche dire che non ho i fassoetti per pianza. Ah no, si dice che non siano più le lacrime per piangere. Spero si sia capito l'enorme disagio che sto vivendo, perché capiterà anche a te, o potrebbe capitare anche a te. Cioè ti dico, non sono, pesate le mie parole, non sono niente i 300 euro. Veramente non proprio niente, pesate le mie parole, ok? Perché c'è gente magari che non arriva a fine del mese, eccetera, quindi sentire uno che dice 300 euro sono briciole gli può dar fastidio, certo. Ma il danno è sempre psicologico, e è lì che io voglio farti entrare, cioè entra nei miei panni. Io mi trovo da sconosciuti, perché per me comunque lo Stato è uno sconosciuto, l'agenzia delle entrate è uno sconosciuto, cioè sono persone che non ho mai visto in faccia, ok? Quindi mi vedo arrivare da degli sconosciuti, CCP, questa richiesta di 300 euro, e qui arriva il danno per non so cosa, perché loro lo scrivono un papiro di puttanate, ma io so benissimo l'informatica, so benissimo la lingua inglese, so benissimo tantissime cose, ma quelle cose, IRPEF, questo, quello che altro, che sigle là, non capisco una sborada, Dio cane. Quindi mi vedo
rubati da non so chi 300 euro per non so cosa, e quello è il punto, per non so cosa, cioè cosa ho fatto, cosa ho combinato, cioè glieli devo, non glieli devo, è giusto, è sbagliato, sono tanti, sono pochi, cioè è quello che fa girare i coglioni, Dio caro ragazzi, fa veramente girare i coglioni, cioè no, neanche girare i coglioni, è frustrante, è veramente frustrante, demotivante, frustrante. Che ti te cade continuo da pagare un disastro in Sky e non sai neanche perché. Per cosa, Dio caro? Perché? Per cosa? Boh. Sì, lo so, che il CP è un po' preoccupato, sì, perché sono arrabbiato, no, ma sono arrabbiato con chi quattro le amari, amore, sì. Non puoi far niente, amore, è la vita, no, non puoi magari te puoi sbranali, Dio caro, con chi quattro denti che te sta pieni di batteri. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore.